Cosa fa? Non posso zoomare, no? Ma si vede il capitano qua. Il capitano forse è l'unico che sta avendo, perché il gol di Barcolà, purtroppo. Signori, ha segnato un altro gol McTominay. Mamma mia. E magari vi iscrivete al canale se vi va. Vi va? Perché McTominay merita, non so quanti like siamo arrivati prima, ma potete lasciarli. Perché cosa chiedevamo? I centrocampisti con i gol nelle gambe, e questo ce l'ha nelle gambe e anche nella testa. Subito ha segnato, e l'azione da calcio di punizione viene da Gilmour, ma ne parliamo con calma perché è immediato, lo stanno dicendo tutti. Il video di ieri pure parlava del cambio modulo, perché per trovare proprio un posto a McTominay che sia vicino alla porta, perché la riflessione è quella, no? Lo metti a due a centrocampo, lui gioca proprio vicino alla punta con la Scozia, e quindi tutti quanti o gli fai fare il 4-3-3 con la mezzala che si inserisce, o il 4-2-3-1, quindi con lui vicino a Lukaku. Certo è che possiamo diventare pericolosi sui calci piazzati. La lancia Gilmour, una spizzata di testa, pallone all'indietro per il cross, insomma, del terzino che va, e lui sul filo del fuorigioco fa il contromovimento e incorna. C'ha proprio il senso del gol, c'è il senso della posizione e il senso del gol. McTominay, veramente un grande acquisto. E non vorrei, vabbè, lo dico alla fine, se no la gente si rimane male. Bene, che bello. Allora, adesso che sto registrando questo video è fine primo tempo, non ho il tempo, purtroppo non ho il fine secondo tempo per guardarmi il resto della partita, però se succede qualche altra cosa io aggiorno il titolo e voi nei commenti mi scrivete. Per esempio McTominay fa un altro gol e voi me lo descrivete, oppure Gilmour riesce a salvare un gol sulla linea, per esempio, e voi me lo descrivete, o Leao decide di essere un pochino più, come si dice, un po' più concreto, perché Leao non sta giocando male. Diciamo sempre che Leao soffre la presenza di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nel primo tempo non c'era, gli arrivano parecchi palloni, quindi io con una fava sola ho potuto guardare 3 piccioni, perché Leao mi interessa moltissimo, lo sapete, e lo spunto ce l'ha, c'ha la capacità nell'1 contro 1 di andarsene in qualsiasi momento. Poi sotto porta sembra sempre che non faccia la scelta migliore, a volte la passa, a volte tira direttamente sull'esterno della rete, poi ogni tanto si spegne la luce, solo lui che riceve palla da sotterra alza troppo il piede e gli finisce sotto la suola e non la stoppa. Quindi è un peccato, l'ho preso a Sfantacalcio, avevo detto che non lo volevo neanche gratis e continuo a dirlo. Poi se lui vuole smentirmi per il Fantacalcio ci divertiamo, se non vuole smentirmi ci divertiamo lo stesso, perché il calcio è un gioco e lo dobbiamo prendere per quello che è. Intanto noi ci godiamo McTominay, e voglio parlare di Gilmour perché lo stiamo vedendo a 2 a centrocampo contro un Portogallo che tiene più palla, che fanno loro la partita, quindi Gilmour è spesso preso, diciamo, in controtempo contro parecchi avversari che gli vanno via, insomma sta facendo un primo tempo un po' difficile per Gilmour, che si intuisce che è un centrocampista che preferisce avere il pallone tra i piedi, poi le fa la rincorsa, non è che non segue gli avversari, però molto spesso, capito, non è riuscito a intervenire, quindi un pochino di difficoltà per Gilmour, se vogliamo essere un po' pignoli. Quindi vanno studiati, vanno inseriti nel contesto Napoli al più presto. Oggi ha giocato anche Lobotka tutta la partita, non l'ho vista, però la Slovacchia ha vinto, e insomma una pausa nazionali che ci dovrebbe riportare dei giocatori felici, stanchi ma felici, e quindi vediamo, non vedo l'ora. Manca ancora una settimana alla partita col Cagliari, non ce la faccio, non ce la farò mai ad aspettare tutto questo tempo. Possiamo perdere un po' di tempo con il nostro fantacalcio, ci stiamo divertendo, sono successe delle cose pazzesche. Poi appena finiamo le ultime tornate vi darò, insomma, vi darò conto
della squadra, ho fatto dei colpi a uno pazzeschi, ho strapagato altri giocatori, come succede spesso con le buste, che non sai mai, a questi mo puntano tutti quanti, oppure qualcuno si è dimenticato di puntare, oppure qualcuno dice vabbè è inutile che perdo tempo appresso a questo, ci punteranno tutti, occupo il mio slot con un altro giocatore. È sfizioso, non a tutti piacciono le buste, ma noi per forza abbiamo dovuto fare le buste perché ognuno vive in un mondo diverso, in un fuso orario diverso, non ci saremmo mai potuti organizzare 40 di noi a fare le aste live, sarebbe stato impossibile, però è divertente anche così, succedono cose strane e poi gli scambi diventano più importanti, diventano fondamentali perché tu c'hai una squadra. Vabbè, ma mi sto perdendo in chiacchiere, godiamoci McTominay, il video lo lasciamo breve e mi fate sapere se Leao segna, se Gilmour fa un fatto, se McTominay ne fa un altro, e così ne parliamo, e sotto nei commenti il dibattito è sempre interessante. Io non sempre riesco a leggere, non riesco a rispondere a tutti, però appena c'ho un minuto apro, leggo un paio di messaggi, chiudo, poi ne leggo un altro, eccetera eccetera. Ce n'era uno che mi aveva scritto: tu sei un po', fai troppo lunghi questi video, e ecco perché tu poi non arrivi a fare i numeri di Gabbo, di Sequolf. Apprezzo che vedi in potenziale questa possibilità, ma per me, come io ti ho risposto come commento, per me è più importante dire tutto quello che ho in mente. A volte sì, streccio troppo, divento troppo lungo, lo so, però è più importante rispetto a fare un video di 7 minuti circa, che magari è più digeribile, arriva a più persone e magari faccio più iscritti. Però quelli là che tu hai citato parlano di tutte le squadre. Io dovrei fare questo anche per passare a un algoritmo più completo. Io se parlo della nazionale succede poco, se parlo delle altre squadre sempre quelli del Napoli alla fine mi vedono, però va bene, io mi sento soddisfatto. E dato che stiamo alla fine del video, finite qua, ho visto che Umberto Chiariello ha scritto avevo ragione, e ha ripostato un suo tweet dove lui diceva devo smentire Fabrizio Romano, questa settimana non arriva né Lukaku né Gilmour né McTominay, e McTominay non si fa se non arrivano i soldi di Osimhen. E Umberto si autocita per dire: avete visto, avevo ragione, sono arrivati, cioè non sono arrivati in quella settimana ma sono arrivati dopo. Però, caro Umberto, avevi detto che senza i soldi di Osimhen non arrivava McTominay, e invece è arrivato. Quindi ci sono dei momenti in cui tu hai ragione, lei ha ragione, dottore, perché l'aveva detto prima di tutti, il Napoli avrebbe speso tanto. Poi però aveva cambiato la narrativa perché si era reso conto che non stavano arrivando i soldi di Osimhen, e quindi ha detto forse no, e poi invece l'abbiamo fatto davvero. Però poi aveva detto che è chiaro che il Napoli fa il mercato solamente con i soldi di Osimhen, l'ha detto a me live, e non è stato così, e meno male, e alla fine noi Osimhen l'abbiamo dato, ma in prestito gratuito. Perché? Perché l'ingaggio era più importante dei soldi stessi. E grazie a Napoli, e fatemi dire un grazie a Napoli, e dico anche grazie a De Laurentiis di averlo fatto lo sforzo finale, perché immaginate che tragedia. Poi è chiaro, i secoli, ma perché se McTominay non fosse arrivato magari non avrebbe fatto questi gol in nazionale, non lo sai. Tutti i viaggi, si muove una farfalla a Tokyo, arriva il terremoto dai Campi Flegrei, tutto cambia se non ci fosse stato quello. Però immaginate che rimpianto avrebbe potuto essere McTominay se tu non l'avessi preso per mancanza dei soldi di Osimhen e ti faceva queste prestazioni nazionali, ci saremmo fatti afferrare per pazzi. E invece con coerenza noi dobbiamo esultare per quanto si è fatto uno sforzo importante che a livello di ingaggi, di bilancio si può fare, però uno sforzo che non ci aspettavamo, i giocatori pronti, i giocatori internazionali, quindi bene, grazie Mann, grazie De Laurentiis, grazie Conte, perché io credo che se non fosse stato Conte non lo so, però questo è un pensiero mio, che non è detto che, quindi non dai mai, invece si dà, questa è la bellezza di essere liberi e di non essere legati a nessuna logica.
fa una cosa che non ci piace, si dice, fa una cosa che ci piace e la stagione si incanala verso una cosa positiva, si dice e si esulta e guardate come sono felice che stava cadendo tutto. McTominay, fatemi sapere se è successo qualche altra cosa, nel frattempo i like finali, possiamo arrivare a 1200. Lo sfizio è che oggi in nazionale Gilmour con la 8 e McTominay con la 4, mentre con Napoli Gilmour con la 6, McTominay con la 8 e oggi McTominay e Gilmour hanno avuto anche un primo approccio con l'arbitro Mariani. Non significa niente, ma ve la lascio là come curiosità. I like, le iscrizioni, un abbraccio, un bacio e da New York, Valerio Fluido. È tutto per ora.